1.600. Ah sì, l'ho capito. Siamo no 1.600. Rosalia esce dalla grotta, piglia 1.600, mette in moto, fa quelle due curve che ci sono, posteggia e di fronte c'è il pannellaro, non può sbagliare. Allora forse non ci siamo capiti. Stiamo parlando di 1.600. Hai ragione. Allora forse non ci siamo capiti. Siccome 1.600 è troppo grande, Rosalia prende a 500, mette in moto, fa quelle due curve, posteggia e di fronte c'è il pannellaro, non può sbagliare. Anno 1.600. E hanno pure a 500. Trovo una famiglia che almeno non ne ha due. Ma Rosalia continuò ancora a salire e il diavolo la tentò di nuovo. Rosalia! Figlia di Senebite, ma che fai a cane scendere Carlo Mai? Ah, volevo finire con sto babbino. E se avrai sete, tu che cosa berrai? Birra. Birra. Ah, perché c'è la birra? E che deve bere? Ah, no, 1.600 c'è la birra. E perché Calabria non sa bere? Acqua! Sopra le panelle. Non ci fa acido, cretino. Perché no, 1.600 c'è la birra. No, ma io se l'aveva messo una 500. E la santa, la famosa futura santuzza continua a salire. E il diavolo di nuovo, Rosalia! È inutile che ci vai in Carlo Magno perché ne scende. No? E se avrai sonno, dove dormiranno le tue stanche membra? Dove? Nel castello Ultimeggio. Nel castello Ultimeggio. Nella grotta. A quel punto, questa forte decisione di Rosalia distrusse il diavolo rotolò giù a valle, morì. E a quel punto lei, Rosalia, in cima al monte dove oggi c'è il santuario, trovò l'angelo custode, che l'aspettava e le disse: brava Rosalia, brava, sei stata assunta. Sempre vero, io sono contento. Assunta in cielo. Raccomandante. Ecco, e da quel giorno Rosalia divenne la santa patrona di Palermo. E Palermo venera ancora oggi, dopo tantissimi anni, Rosalia. Hanno rimesso da capo una delle rotonde più belle e più artistiche di Catania, la rotonda di Piazza Roma. Mi mancava. Voi l'avete fatta mai d'inverno? Io faccio ogni giorno. Tu la fai ogni giorno, ma è una cosa stupenda, una cosa bellissima. Una disperazione. Anche perché dei meschini dei vigili urbani, manco io lo sapevano, perché dice: scusa, ma quando c'è messo questa rotonda? Non lo so. Se me ne esce da notte a notte, tu sotto, io sto mettendo i vini, ma c'è una transenna a casa, spari. Non lo sanno neanche loro. Non lo sanno neanche loro. Io una volta gliel'ho detto: se mi facesse parlare con il comandante, ma rispondendo quale? Anche perché noi abbiamo questa grande possibilità, lo stai capendo? No, due comandanti, ho capito. È una grande città. Poi ne aspettiamo metà e metà. E poi, dicevo, questa rotonda che è una cosa fantastica, io la faccio quasi sempre col motorino e riesco a svincolarmi. Ma un giorno mi sono trovato davanti a questa rotonda, anzi c'era una transenna. Da sta transenna si senta, ma io devo andare, non so se per i catanesi, lo spiego magari per i non catanesi, c'è un diaframma, un sottile diaframma che si potrebbe attraversare perché è questo viale, invece no, bisogna girare a sinistra. Però non è che si gira a sinistra in maniera normale, ci si mette in una strada che è una specie di imbuto, tant'è vero che io come Torino, man mano che mi stava svengolando, c'era uno meschino di una macchina che ne sciò, mi bloccava un porazzo, mi fa: ci senta, una cortesia, ci dice lei a mia moglie che è per 3 giorni che sono infuocato caino. Perché non ci funzionava il telefonino, non c'era niente, direttamente. Un'altra persona, immediatamente dopo, chi si era più tranquillo, perché era rappresentante, no, ci stai telefonando io direttamente ai clienti e vengono qua a trovarmi, dalla macchina, senza problemi. Allora poi non finisce lì, man mano, da promettere io a cominciare all'1.54 a cominciare a fare sto giro da questa strada, poi immediatamente dopo non è che finisci, si gira ancora ed è una curva quasi a gomito e ci si mette all'interno di un distributore di benzina, che c'è chi dà benzina che fa: senta, lei la faro pieno, se no io è passato, no, lei sa faro pieno perché io passavo sopra la pompa, ma come ci passavo sopra la pompa? No, ora magari lei a casa a fare qualche cosa, senta, per asso tu bollina, basta che la fa passare, si gira ancora, si gira ancora, sempre a destra,
La faccio breve. A cominciare alle 11:30, a mansione numero 4, mi trovai in la stanza dove vicepreside, dove De Felice. Con tutto un motorino dentro, chi da appena mi disse, ci sta facendo qua? Come che stai facendo? Me non rissi la casa. Ah, aspetta, vuoi escere prima, non solo un sto motorino che entra, e aspetta di venire la casa. Non glielo potevo spiegare. Non glielo potevo spiegare. Ma è bello. Ma è bello, Catania è bella perché è viva, Catania è bella perché vive così, è una delle cose più belle. Le strisce blu. Ma chi sono dei paccheggi che non atterravamo e posteggiamo la macchina? Ora ci sono quelli di sostare. Si avvicino, scusi, sostare, magari io, sostare in doppia fila senza problemi, non si preoccupasse. E invece no. Una volta che trovai un posteggio, non so come, arrivato a un certo punto uniscivo uno di queste sostare e c'era bronzetto e bedone blu. Appena mi visto abbiamo un coppo nella macchina, 1, 2, 3, visto, mi fa €1, come €1, perché stiamo pagando una muccia. Ma stai capendo? In questa maniera, ed è bello per questo, credetemi, è bella, Catania è bella per tutte queste cose, per la possibilità di sapere un giorno per l'altro, se vuoi che ne dai veterinea, no saccio, ci stanno lo anni in base, l'aspetta, anche perché è a seconda delle giornate, ora d'estate sarà a seconda dei gradi. Perché su 28 gradi si può passare a 29, no, se c'è l'umidità si può passare di traverso, se c'è un altro tipo di temperatura, come penso ad esempio 28 e mezzo, 37 e mezzo, noi possiamo passare sulla pera ed è bello. E l'inverno ci ha accompagnati, diciamo, in questa maniera. Però ora viene l'estate, una delle cose più belle è l'estate. Ma vi immaginate, non da estate, che non ci sarà più questa possibilità di percorrere queste rotonde che ci sono in città. Comincerà il giochino della Playa Station. Bellissimo. A playa. La Playa Station è bellissima. A playa. Che uno sa quando comincia e non sa quando è che arriva. Perché c'è una prima rotonda, bisogna fare un giro, un'altra ancora, poi un'altra ancora, uno poi si indoppare l'occhio, torna a narrere, gira dalla prigione senza passare dal via, deve tirare i dadi, fa due passi a narrere. Nel frattempo ci sono chi che vengono da lato, i piccerini che surano. Ed è bello! Voi volete mettere con una riva picchia e se ne va direttamente alla playa, ma che fa? Stiamo scherzando. Un cucino me. Che di Siracusa, no, da venire a Catania, o quantomeno 3 mesi fa si partito di Siracusa, gira e perso un buschetto, ancora non è riuscito a nascere. È infeccato dentro e dice, io non lo so come bisogna uscire, veramente non lo so. Ma è una cosa bella, bella, andare al mare, che uno piglia e si carica tutti i piccerini, si carica sua moglie, comincia a battere 9 e ancora all'11:30 siamo arrivati al faro. Dopo mezz'ora siamo arrivati forse in do primo lido. Io gliel'ho detto alla mia famiglia. Salve, io gliel'ho detto. Sì, cose? Per quest'estate ci saranno delle partenze intelligenti. E la partenza intelligente Cioè? della mia famiglia è che io se non vanno a mare e io mi staio a casa. Schifo. Allora adesso sono va bene, va bene, va bene. Facciamo una cosa. Mi piace, facciamo una cosa. Vieni qua. Facciamo una cosa che fanno tutti i pugili e pure tu lo devi sapere fare. Dai, adesso facciamo le flessioni. Addominali, vai con gli addominali. Vai. Tiki. La bottiglia, sì. Al contrario, carriola. Vai, flessioni. Basta, non mi piace più così. Si la bottiglia, sì. Chi sta facendo? Stavo un minuto e non mi dici che dai, Fuori, io non ho capito niente, fuori. Facciamo una cosa. Bandiera. La bottiglia. E allora, giovanotto, ci siamo. Facciamo la simulazione dell'incontro di domani, va bene? Dai. Mi raccomando, Dai. pure io. C'era Nico e dice. Non me la vedo. Vabbè, vieni qua. Tu, bravo, fai il secondino, prendi l'asciugamano e preparati. Mi raccomando, adesso faccio la presentazione. Attenzione, signori, eccoci qui, dagli studi
di Teletna, adesso trasformati in medici squadri per i pesi, ma non gioca così, per i pesi medio-massimi abbiamo niente po' poi più di meno che l'aspirante campione, sempre aspirante adesso, l'aspirante campione e Rocky Balboa, che pesa 75 kg per 1,80 fa un totale di 16.800, può essere? Contro il campione indissolubile, indiscutibile, imprevedibile, che altro gli possiamo dire? Va bene! Sapete niente. Ed è Ivan Drago! Uia, potenza! 100 kg per 2,05 m. Non è che non fa niente. Fanno fognaga e colatrice. Forza, non aver paura, dai, forza. Fai la campana del primo tempo, Dom! È così, Vabbè, forza, vieni qua. Lui è a 3 metri da te, cosa fai? Lui è a 3 metri da te. Ha uno sguardo assassino, un fare minaccioso. Tutti i muscoli che vibrano, tutti i peli arrezzati così. E te da lì, italiano, che sta facendo? Dai! Allora prendo un fucile a pompa e gli crivello 200 colpi al petto! No, non ci sono fucili, no! Dai, allora cosa fa? Lui è più vicino, è 1 metro! È 1 metro e te taglia mi si sente usciata e poi mangiavo! E sputa fuoco! E ti sputa... Tutto il fuoco ti sputa! Ed è lì che ti guarda, 2,05 m, cosa gli fai? E gli prendo un coltello e glielo tiro al petto! Non c'è coltello, sei solo tu e lui! Pensaci bene, ormai a 50 cm da te! Senti tutto il suo fetore! Ti senti proprio ogni ascida e tanta così! Praticamente, vedi che è un pito sangue che ci fa dalla rete! Improvvisamente lui sta alzando per darti un pugno e farti sciarare i piedi, cosa damn? Tu cosa fai? E allora gli sparo un dritto, un rovescio e poi gli do anche un gancio montato! No, lui è tutto d'acciaio! È gigrobo d'acciaio! Ti tiro un colpo di lama rotanda e cazzo dopo tu! Che cosa fai tu? Che cosa fai? Gli do un calcio in mezzo alle gambe e gli... Niente, ti suppi un piede, sei pure acciuncato! Subito! È acciuncato! Acciuncato! Si acciunca, ma peccato! C'hai pure un occhio nero! Dai, cosa fai? Allora uso la testa! Usa la testa, Gli do dai! la craniata in mezzo agli occhi, gli spacco l'arcata sopraccigliare! Ma quando ci arrivi da sopra, 2,05 m, cosa fai? Ti sta guardando! E mi sono così che ti sta dando a cucinare! A te pubriato! Allora prendo 1 chilo di cacca e gliela spiaccico tutto al viso! 1 chilo di cacca? 1 chilo di cacca! E dove la trovi 1 chilo di cacca? La trovo! Totò, guarda che no, Totò, ma è una vita che non ci vediamo, Totò. 2 anni e mezzo. Ma forse magari 3 anni. Ma dove sei stato? Mi hai Dove girato sei tutto il mondo, hai girato. Non mi dire. E dove sei stato? Sono stato a Parigi. Non mi dire. Poi sono stato a America. Ma non mi dire. Ormai tu dissi però, ormai te l'ho detto. No, è un modo di dire, per dire, dimmi, racconta. Per dire dimmi, dici la verità. Sì, racconta. Parigi è una città bellissima. È la città delle emozioni, cité des emozioni. E delle paccarazioni. Chissà quante avventurette, eh? Avrai senz'altro conosciuto la fam parigina. E come? Dimmi, com'era? Niura. Una fam nera. Niura. E come te la sei cavata? E come lo dovevo cavare, tu sai, quando avevo fatto la muttatella ci passo una settimana, io un due in Burtuso. Ma che hai capito? La fam, la donna parigina. Parigi o cara. Cara, troppo cara. E fatto dopo una settimana, la valigia, mi raccogli i barattelli e me ne ho andato in America. Ma non mi dire. Scusa, avvisami prima quando non te l'hai dire cosa. No, è sempre il modo di dire. Raccontami, sono stato in America. In America. Ero in Hai America. trovato lavoro subito? Subito ho trovato lavoro. Che stavo camminando in una strada. Sì. In una strada street. Che poi era larga. street, Era larga. Perché là in America sono curiosi. Dai, i strade larghi, i chiamano street. Sì, si chiamano street. Sì. I cavalli, i chiamano orsi. I moglieri, i chiamano guai. Wife. No, che è giusto. Io stavo camminando in questa strada quando piglia ti vedo un cartello dove c'era scritto cercasi Police. Police. Io avevo 25 anni che non me lavava. Disse Police che ne trovano quando No, ma poi...
Police vuol dire policeman, cercavano poliziotto. Ma io non lo sapevo, Perciò entrai là dentro e ci ho detto, scusate, è qua che cercate Police? Avete voglia di trovare? Io sono italiano di Sicilia. Come ci disse che ero italiano di Sicilia? Contenti. Contenti? Sì, contenti. Mi hanno buttato le braccia a collo, mi hanno abbracciato. sì, vabbè, gli americani. Pacchi su prespa. Gli americani fanno così, fanno così. Poi mi pigliarono, mi buttavano in aria. E non mi pigliavano però, non mi pigliavano. Panda, 7 volte mi pigliarono in aria. Io a 7ª volta, con le lacrime agli occhi, da contentissimo ci disse basta, vi prego, non mi festeggiate più. Ma sono abituati così gli americani. Noi siamo troppo contenti, perché noi abbiamo avuto qui grande poliziotto italiano, siciliano, tanti. famoso, il grande famoso Puddisino. Come? Puddisino. Puddisino. Baleso qua? Petrosino! Famosissimo, come no? Famoso in tutto il mondo. Perciò dice lei non c'ha bisogno neanche di esami. Dice, lo prendiamo subito. E mi hanno dato un pistolotto tanto. Una Colt. E quella coppia era lunga. Una Magnum. Sì, in ghiacciolo era. Era la pistola, Beh, la marca della pistola era la Colt, ma come tanto una bella pistola. L'ho presa, ma mi sento a Fodoro. Il capitano mi ha preso, mi ha detto, dice, devi andare di corsa nella 21ª strada street. Che poi è una strada street là. Street là. Sì, si chiamano. Chiamavano solo strade. Così. Dice perché lì ci abita il pericolo pubblico numero 1 e lo devi arrestare. E tu ci sei andato naturalmente? Di corsa, non pigliai manco l'automobile, ma fece di corsa non marciapiede. Arrivai all'indirizzo, ci ho fatto la cosa a sorpresa, così improvvisata, che ci toccai, no. Perché udissi una voce di donna, dice, chi è? E io, birbandi, amici. Questa mi apre la porta, come mi apre la porta io ammuto, entro nella camera di mangiare, entro la camera. Che stava a tavola? A tavola, stava mangiando, mi ci fece fare veleno. Questo pericolo nuovo, che poi da ricchi. Mamma mia. Lo portai fuori che i scali ci fece fare a 4 scale. Eravate su un grattacielo alto? No, eravamo a piano terra, però tanta fu la violenza capace che ci fece fare i scale. Arriviamo nel marciapiede. Un blitz proprio, un blitz. No, ancora non blizziava, però manco usciamo fuori, Caruso, che se ne vinni un'acqua. Ma un'acqua! Incerti del mestiere, certo. Perciò questo perché mi pare, senta signor poliziotto, a me. Dice, signor poliziotto, dice, siccome ho stato influenzato, lui, Ido, dice, non vorrei, dice, che con questa pioggia mi pigliassi un colpo di fredde. Dice, lei permette un minuto che vado a casa e mi vado a prendere l'ombrello quando non mi bagno? Non credo che tu la lasci andare a casa solo a prendere l'ombrello. Ma che era cretino? Pasquale. Che poi è da ricchi. Ci ho detto, amico bello uè. A lui. Guarda che a prendere l'ombrello a casa ci vai io. Tu aspetta qua. Oh. Ma sei sempre il solito, Non ci crederai. non sei cambiato affatto, sei sempre il solito. Ho stato licenziato. Per forza, certo. E allora mi studiai e me l'ho andato a ruolare andare a regione straniera. Oh, un altro bel mestiere, non faccio per dire. E mi hanno mandato in Africa. In Africa? Beh, certo, alla regione straniera. Nel deserto. Sì. Nel deserto, a fare che? A controllare i contrabbandieri del deserto. I contrabbandieri nel deserto? Che contrabbando nel deserto? Mi pare che se fortuna la rina del deserto ci ha portato alla playa, poi dalla playa ci ha portato al deserto, c'è questo traffico che non si è capito. Perciò mi hanno dato un pistolotto tanto, questa volta non mi mise da caio, perché mi portavo male, mi mise di qua. E mi hanno mandato in perlustrazione del deserto. Allora stavo camminando nel deserto, all'improvviso, non ti tappo contro una montagna di sabbia. Sì, là ci sono. Che si chiama duna. Duna, sì. Che tu come ci andappi, pigliate una duna che c'ha duna. È naturale, certo, è ovvio. Quando invece non ci andappi, non te ne duna che non c'ha duna. Non puoi. Sì. Poi stavo camminando, all'improvviso piglia mi ammuccio dietro una duna. No, era una cosa una dunetta, una cosa carina, e mi affaccio e con lo sguardo che filtro attraverso tutti i rami delle foglie degli alberi. Ma quali alberi? Scusi, nel deserto gli alberi. Sbagliai, perché non posso sbagliare? Se posso sbagliare? Sì, puoi sbagliare. Erano tutte dune. Sì, la prima duna, la seconda duna, la terza duna. A mezzo a queste dune, dietro la terza duna a destra, che faceva angolo con la quarta duna, non mi innaduno che c'era un movimento strano di persone cristiane. E chi è? C'era una banda di vedi. Di che? C'era una banda di cose. Di cosa che? C'era una banda di bidelli. Di bidelle. C'era una banda di bidelli. Bidelli. Di bidellini.
Di beduini. Di beduini. Beduini. Ma tu c'è stato in Africa? Ma no, vabbè, C'è ma io lo sta so, banda di nel senso beduini. dei beduini, si sa, Ma capito? questa banda I di beduini, beduini. no, banda di nel senso dei beduini. Allora io come ho visto questa banda, tu capisci subito chi sono quelli che fanno un trallasso. Oh, 4 salti. I contrabbandieri. I contrabbandieri. Sì, Faccio 4 salti di d'una a d'una. Tu. Di queste, di d'una a d'una, faccio un salto che io non ce ne donaro. Ci casco del centro preciso. Ma erano assai, loro erano assai, erano parecchi. Non mi ricordo se erano 8 o 88, non mi ricordo. Ci casco del centro preciso. Io di tutta attorno a me, io del centro. Come mi porti circondare a tutti? Io solo circondai a tutti. Non lo so. Come circondai? Non lo so. Come circondai a tutti? Subito. Come circondai subito? Prendo un telefono. Un telefono, nel deserto il telefono. E con cosa mi girerete? Con cosa devo vedere? Prendo questo telefono e ci telefonai subito al mio capitano. Ci ho detto, signor capitano, pure lui. ho preso una banda di bidellini. Di beduini. Di beduini. Io non mi farci quante sono, non mi ricordo, sono 8 o 88. Bravo, dici, portali tutti subito qua. Io ci ho detto, non può essere. Perché? E perché non mi lasciano andare, ci dissi. Certo, Oh, non ci crederai, io sono stato licenziato un'altra È volta. naturale, scusa. Quando tu uno sfortunato disgraziato senza lavoro. Tu. Questa è la storia di un disgraziato che aveva rubato antichi e cetato e su puitò una sua capanna e nasto mentre che passa Susanna. Io le domando, amica, tu hai appetito? S'aspetta un poco, tu faccio fritto e nasto mentre che passa puro. Me frate Arturo, che faccio sicca e malata me fa. Sempre a lui, tu sai. Facciamo sta tavolata. Non sbaglia l'accordo. Ragazzi miei, caccia antiche e tritato, nei cavoli sa restare accucciato. A voi appetito vi sta mangiando, io avevo un mancio di caporanno. Allora risponde mio fratello Arturo e fa: mangiamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Allora io lo guardo serio e ci faccio: e io mi mangerei un crash e un chilo di groviera, oppure mangerei un polpo di scogliera, spremendo ciulle miuni, ne facesse un muccone con questa fame arretata, meglio che me faccio una serenata. Quell'inverno se la mente non mi inganna, era secco come una canna, arrestavo per 3 mesi pare, senza mangiare. Allora li ho lasciati a tutti in asso, da tavolata non mi è interessata più. Me ne sono andato a casa e faccio: è giunto mezzogiorno, è ora di mangiare e io ancora non saccio una pignata che calare. La pivo friggidera che cerco un usaccio, ci trovo le mie una 4 olive e tutto ghiaccio. A questo punto esco pure da casa, passo davanti a un trattorante. Il trattorante lo sapete cos'è? Un misto fra trattoria e ristorante, mensa e mensa. Guardo attraverso i vetri, guardo e c'era una tavolata di gente che mangiava, le guardo e faccio: guarda come mangiano quelli là. Aragoste e gamberi, antipasti e vongole in quantità. Le mie gambe tremano, i miei occhi guardano. E allora entro dentro il ristorante, vado verso il capotavola e gli faccio: signore, ci voglio parlare. Io mi volessi assettare, non dico tanto per mangiare, ma almeno per tastare. Quello si è commosso, una commozione incredibile, quasi una commozione cerebrale. Bro.
chiama il cameriere e gli fa: cameriere, aggiunga un posto a tavola, perché un sapiracchio, l'ultima manciata chi non sa ricorda più. Allora che il cameriere mi fa, dice: senta, scusi, per antipasto prende qualche cosa. E io ci faccio: guardi, per antipasto magari mi portasse al burro, lei mi portasse 2 spinaci al burro per me. Allora a questo punto mi fa, dice: senta, di primo prende qualcosa. E io ci faccio: guardi, come primo magari mi porti spaghetti, pollo, insalatino, un qualche chilo di bignè, una fetta arrosto, un pesce e un caffè. E per il conto io mi raccomando, non venga di me. Arrivato alla frutta, mi metto lirico alla Pavarotti e ci faccio: di quella pira la benemerenza e la tenerza comincito. Diciamo che abbiamo quest'angolo sportivo che non poteva essere che condotto da lui, il decano dei giornalisti sportivi italiani, colui che ogni lunedì processa tutti e tutto, il mitico, l'unico, il grande, l'inossidabile Aldo Biscardi. Bravo Buonasera, Aldo! Bene, bene, bene. Buonasera ad Aldo Biscardi e benvenuto a questa edizione speciale del processo del lunedì. Ed io, in virtù dei poteri a me conferiti e visti gli articoli, il, lo, la, gli, le del codice di avviamento grammaticale che io molto alacremente sto studiando, inizio subito questo processo col mio primo ospite. E qui con noi un grande giornalista, parlerà del Catania e del suo presidente. Accogliamo con un caloroso applauso Maurizio Mosca e le sue bombe. Buonasera Maurizio! Buonasera a tutti! Io voglio dire che questo campionato di calcio è inconcepibile! Ma un altro applauso a Mosca, se non ci vuole da un quarto e siamo rovinati. Maurizio! Scusa! Con calma e con serenità. Ti abbiamo invitato qui perché sappiamo che c'hai delle bombe che arrivano direttamente dal calciomercato. Il Catania è tornato ad acquistare qualcuno, ma il presidente Gaucci cosa sta facendo in queste ore? Una bomba Sentiamo un straordinaria. po'. Dell'ultima ora, il presidente del Catania Gaucci farà una mossa straordinaria. Ha chiesto ufficialmente alla Juventus niente meno che Pippo Inzaghi. Sì, Pippo Inzaghi. L'avvocato Agnelli ha chiesto in cambio a Gaucci 70 miliardi, primo stupio, ok, 70 miliardi. La Vietnea, la Playa e un Liotru. Esatto, tutto. E ha aggiunto che vuole anche un bronzo di Riace che la città di Reggio Calabria presterà appunto cortesemente a Catania. Un bronzo di Riace, però quello con tutti e 2 gli occhi. Ah sì? E quello con un occhio solo non lo vuole? No. Perché? Perché alla Juve hanno già Del Piero che non vede la porta. Mi sembra giusto. Scusa. Mi sembra giusto. Maurizio, io ti do anche la linea perché so che ormai sei così bravo, puoi condurre tu. Maurizio Mosca, vai avanti. Bene, conduco io perché ho un ospite straordinario. È venuto a trovarci un mio grande collega, solo che lui si occupa di politica perché gestisce un salotto pieno di politici, va da porta a porta ed è quasi un mio omonimo perché io sono Mosca ed è con noi il grande Bruno Vespa. Buonasera Bruno! Buonasera, sono Vespa e sono bello. Marcondiro di Rondello. Sono Vespa, mi chiamo Bruno, santo Dio, e i miei nei non li ha nessuno. Buonasera Mosca, buonasera Mosca e Vespa. Sì, speriamo non c'è il DDT, vabbè. Una domanda sempre, siccome siamo in campagna elettorale, si parla di politica, qua però stiamo ormai in campagna. Allora, nella tua ipotetica nazionale di calcio di politici, quale politico schiereresti? Beh, Mosca, per fare una formazione forte che vada da porta a porta, io metterei Veltroni a destra e Berlusconi a sinistra. No, scusa, non sarebbe più logico mettere Berlusconi a destra e Veltroni a sinistra? E cosa cambia? Invertendo l'ordine dei politici, il prodotto non cambia. Non te le devo dire io queste cose, Mosca. E vai avanti tu, me ne vado. Va bene. Vado avanti io perché devo chiamare qui un altro illustre collega, colui che riuscì addirittura ad intervistare Fidel Castro. E con noi Gianni Minà. Buonasera Gianni. Vespa, ti sento 3 volte tanto. Sì, buonasera amici. Ho un ospite straordinario questa sera, un omaggio per tutti i giovani che ascoltano la musica. Si tratta di un mito, un uomo, un eroe.
E con noi questa sera un grande cantautore, il cantautore partenopeo più amato dai giovani, una leggenda metropolitana, il mitico Pino Daniele. Buonasera Pino! Ciao Guagliù, sono veramente contento di essere qui questa sera. Voglio ringraziare tutti quanti i musicisti che hanno preso parte a questo concerto per voi. Non c'è nessun tutti concerto. Quanti i tecnici, Non ci sono- l'amministrazione non comunale, c'è ma dove cazzo stiamo? Pino, siamo a Telettere insieme a Salvo La Rosa, hai capito? Ah, ho capito. Io volevo farti una domanda Dimmi. semplicissima. Che cosa ne pensa Pino Daniele del Napoli? Napoli è mille colore, Napoli ha voce delle creature, che saglia chiano chiano e tu sai che non sei solo. Io intendevo Napoli squadra, non Napoli città. Come si difende il presidente del Napoli, Corbelli, dall'attacco dei tifosi che lo contestano? E ormai Corbelli gli risponde cantando. Ah sì? Cosa? Gli canta questa canzone qua. Quale? E il tifoso questa volta non mi deve contestare, perché so pazze, i so pazze, non mi scassate. Pino Daniele! Grazie! Bene, 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 riprendiamo la linea dello studio, adesso ci dobbiamo collegare velocemente con la nostra redazione radiofonica. Con noi chi c'è? Tutto il calcio minuto per minuto. Sandro Ciotti. Sandro, sei in linea? Bene, un cordiale buonasera Sandro Ciotti, un saluto a tutti gli amici di Catania collegati con noi. Devo dire che la serata è fredda con un vecchio tubo catodico, un televisore a valvole e spettatori circa 80.000. Vediamo che il portiere esce dai pali e va a catechizzare i compagni sull'assetto tattico da assumere in campo. Io appena... Grazie per il bravo, ma ho appena esaurito le ultime 2 bustine di fiato che mi erano rimaste, per cui la linea passa immediatamente al mio grande collega per il ciclismo, Adriano De Zanna, il suo Giro d'Italia. A te, Adriano De Zanna. Sesta tappa del Giro Ciclistico d'Italia che si svolge in Sicilia. La punzonatura è avvenuta esattamente alle ore 7:40. I concorrenti alla partenza risultavano 150 e fra i tanti abbiamo notato anche il mitico Pippo Baudo che montava la Ricciarelli. Che? Che ho detto? Che Baudo? Ma cosa hai capito? La Ricciarelli è una bicicletta, come la Graziella. Tu non hai mai montato la Graziella? No. E che ti sei perso? Linea alla Serie B con noi Ezio Luzzi, a te Ezio! Attenzione, sono Luzzi dalla Serie B, una Serie B che aspetta il Catania da tanto tempo, speriamo di vederlo un altro anno. Senti, ti vorrei fare una domanda Ezio. Sì. Ma mi chiedo, ma perché la mucca è pazza? La mucca è pazza perché il toro è in Serie B. A me sembra giusto.